tutto pronto con le squadre lì vicino ad entrare in campo, e in questo momento dietro di direttore di gara Simone Di Filippo e Mattia Bassetto, sezione di Treviso, Futsal Trissino e Calcio 2000. L'ultima sfida di questa 2 giorni, l'ennesima 2 giorni della Belbotea Arena. In palio, la vedete lì in mezzo, la Coppa Veneto di Serie D con le 2 squadre che hanno già vinto la Coppa Delegazione, e i 2 capitani Dal Lago per il Calcio 2000 e Censato per il Futsal Trissino, che si danno il 5 di stato di mano a centrocampo. Tra poco assisteremo a una sfida, l'ultima per il Futsal Trissino della stagione, una cavalcata che ha già visto i trissinesi vincere 2 volte campionato, Coppa Delegazione, il fischio intanto del signor Di Filippo, che è Bassetto, ma Bassetto è il collega, battutaccia che lui stesso mi ha fatto ad inizio, prima dell'inizio della partita. Una finale che arriva dopo lo spettacolo che ci hanno offerto i ragazzi di Under 17 di Antenna Sport Padova e i neocampioni regionali del Bissuola. Uno spettacolo che abbiamo vissuto in campo e che ci auguriamo di vivere anche adesso. Pronto ad assistere caro, non mi guarda, il buon Diego, il numero 21, Ceola, giusto? Sì, perché deve essere Ceola, il numero 21, chiamo qua il buon presidente, il numero 21 è Ceola, che non veste il 7 ma veste il 21, ha cambiato la maglia, era sporca, me l'avete lavata? Che si ero sicuro che era Davide Ceola con la maglia numero 21, la rotta nella sfida di ieri. Futsal Trissino che è arrivato qui dopo la vittoria per 3-1 sulla promo, invece il Calcio 2000 in rimonta, anche loro, entrambe le squadre in rimonta, è andato sotto 2 volte con il martellago, poi nel finale il rigore di Fondaro ha spianato la strada per questo ultimo atto. 2 tempi e 30 minuti continuativi in caso di parità, supplementari 2 da 5 in caso di ulteriore parità. Tiri di rigore. Intanto si è spenta anche la musica della Belbotea Arena, pronti a vivere questo primo tempo con il Calcio 2000 sul dischetto del centrocampo. Sciala e Fondaro, si parte via la sfida, l'ultima di questa 2 giorni intensa che ha regalato tanti gol e emozioni, con il Calcio 2000 che tornerà in campo fra 2 settimane, il 2 maggio, per il primo turno playoff contro i cugini del Canon Vision Longare del presidente Marco Guidolin, che da casa sicuramente starà osservando questa sfida, e salutiamo un derby tutto vicentino anche per il primo turno playoff. Chi vince poi troverà il PSM Legnaro, squadra che il Calcio 2000 ha battuto nella finale di delegazione, che intanto fallo laterale assegnato al Calcio 2000, l'ultimo a toccare è stato Scesci. Feltre, giro palla per Fongaro che va a puntare Lazzari, Fongaro arresta la sua corsa, Franzan, Feltre, Sciala dietro per Feltre, possesso in porta per il Trissino, c'è Cagliaro dalla parte opposta, c'è Berno, un Trissino che schiera in campo Lazzari, Scesci, Rossato e Arlen Aidari. Il fratello Albion ha subito un colpo ieri, tenuto fuori per precauzione, non nelle migliori condizioni fisiche, e questa sera spazio anche per l'eterno Stefano Peretto, che ha dato un contributo alla causa trissinese mettendo in campo tutta la sua esperienza. Rossato intanto cerca di andare via, la palla però è uscita, dunque rimessa laterale per la squadra del Calcio 2000 del presidente Antonello. Battuto il laterale,
sembrava fosse in favore del calcio 2000, Lazzari lo aveva battuto perché il direttore di gara aveva segnato la rimessa per il Trissino, non ha capito Rossato l'intenzione del compagno, ora calcio 2000 che è tornato in passione di palla, lo fa girare con Fongaro, ora Sciala Fetlin, ancora Fongaro, mister Ciampong si fa vedere, non c'è la mano di Rossato, Arlin Haidari va a caricare il destro, uno studente che si alza, si stava proteggendo secondo il direttore di gara, così ha mimato Simone Di Filippo l'indirizzo di Berno e Fongaro che avevano protestato per un mani precedente. Corner con Arlin Haidari che mette dietro il pallone per Rossato, lo fa sfilare a sinistra verso Bruno Lazzari, la fine di Bruno Lazzari, Fongaro anticipa il pallone, poi riprese in velocità, Fongaro apriva verso sinistra, recupera palla Lazzari, allora un 3-2 per il Futsal Trissino con Scesci che si porta il pallone fuori, c'è però un tocco di Sciala Fetlin, dunque ancora un corner per la squadra di mister Alessio Fracca, protagonista in panchina della scalata del Trissino al primo anno in FGC, vittoria del campionato, vittoria della Coppa delegazione, cerca il triplete, la formazione trissinese. Oggi è seguita anche dall'amministrazione con l'assessore allo sport del comune di Trissino qui a fianco dei ragazzi del Futsal Trissino. Un Trissino che torna in C2, società diversa, c'era già anni fa, è arrivato addirittura in C1, attenzione Lazzari, recupera bene il pallone, poi viene fermato da Franzan che commette il primo fallo, lo commissione il signor Bassetto, e vediamo quanto è l'intervento qui sporco di Franzan, già battuta la punizione. Arlind apre a sinistra per Rossato che gira palla dalla parte opposta verso Scesci, imbucata per Lazzari, si protegge il pallone, spalle alla porta, chiama l'invito Arlind che si accentra, Scesci, ancora Lazzari, fa movimento la formazione del Trissino non solo a livello di palla ma a livello di giocatori, qui recupera dato Sciala Fetlin che va via, poi recupera bene Lazzari che carambola, fa carambolare il pallone sul numero 22 del calcio 2000, dunque un cambio di punteggio, 4 minuti con i due tecnici che assistono alla sfida, mister Ciampong con il tradizionale cappellino in testa, Arlind, Lazzari, ancora Arlind, in buca lungo per Scesci che cerca la giocata di suola per la corrente, Arlind recupera il calcio di mira, fa sfilare Franzan per Fongaro, non c'è movimento e Fongaro era costretto a mettere il pallone in fallo laterale per evitare la pressione del Futsal Trissino. Arlind dietro per Rossato, ancora per Haidari, giro palla verso Scesci, arretrato Haidari, ora l'ultimo giocatore di movimento, Arlind il numero 4, imbucato per Scesci che chiude il triangolo e poi Feltre con il petto e poi il destro mette in corner. Quelle che sentite in sottofondo sono le trombe trissinesi, quindi è stato fermato Rossato, le trombe trissinesi, e in sottoimpressione vedete anche Robluz che vi racconta con gli highlights, le immagini riprese da Gianmarco, gli highlights di Matteo con la regia di Andrea di Futsal Veneto TV live qui, grazie anche alla voce del vostro test che vi racconta cosa sta succedendo alla Belbotea Arena. Va a terra Scesci, non c'è il fallo, Lazzari va sul fondo per la per Scesci, in due tempi blocca però Mattia Berno, può fare ripartire l'azione dei suoi, calcio 2000 che deve cercare di stendersi in avanti, schiacciato dalla morsa del Trissino. Feltre rischia di inciampare sul pallone, lo scambio con Franzan, parte Feltre, viene servito ora da Fongaro, Feltre fa sedere Chiaro, Feltre aspetta il momento di compagno, mette il pallone sulla corrente, Fongaro che alza, lo rivediamo, palla alta di un nulla, in corsa, non ha colpito nel migliore dei modi Fabio Fongaro, il numero 5 del calcio 2000, dunque eccolo il primo pericolo registrato per il calcio 2000. Arlind intanto sul fondo, non trova nessuna deviazione, scarica in malo modo un destro a fondo campo. Riparte intanto il calcio 2000 con mister Ciampong che chiama lì vicino a sé Marco Stoic, assegno anche ieri nella match con il Martellago. Ancora nessun movimento, anzi si è alzato Meggiolaro per il Futsal Trissino, intanto
cercava l'imbucata, recupera con cui il pallone Feltre, avrebbe avuto un angolo a suo favore, va comunque a scaricare, palla che si spegne sull'esterno, dunque Cagliaro che ha controllato comunque l'uscita del pallone, può ripartire dalla sua area, comodo il pallone a sinistra per Rossato, 7 minuti intanto, sempre 0-0, un fallo soltanto commesso dalla formazione di mister Champong. Scesci sulla sinistra, aperto, viene fermato, poi tocca per ultimo il pallone, dunque un laterale per la squadra oggi ospite. Tanto entra Stoic al posto di Fongaro, che ha qualcosa da ridire con il signor Di Filippo di Treviso per una presunta gomitata. Il signor Di Filippo dice non c'è stato nulla di falloso. E calcio 2000 che può ripartire da proprio a metà campo, Feltre a destra per Stoic che tocca il suo primo pallone in questa finale, fa sfilare Franzan, recupera palla Cagliaro che apre subito per Arlina Idari che avanza in velocità, cerca l'imbucata, bravo però Feltre a chiuderla, poi Rossato ci mette una pezza, Stoic tiene vivo il pallone per il calcio 2000 e Sciala viene fermato in fallo laterale da Arlina Idari. Dunque rimessa per il calcio 2000, Feltre, Stoic, l'imbucata per Sciala, spalla della porta Sciala, invita Stoic che viene fermato da Bruno Lazzari, ancora un fallo laterale, guadagna qualche metro la squadra di mister Champong, palla in mezzo, altra deviazione, sempre laterale. Siamo quasi a fondo campo, non è corner, poco prima il laterale già battuto, palla in mezzo, Cagliaro si trova lì, il pallone rischia, ricordiamo intanto che Cagliaro ammonito per un tocco di mani fuori area, Minato Rossato invita Scessi sulla sinistra, Scessi sul fondo, viene fermato da Franzan che concede solo il laterale, Trissino l'ha già battuto, palla dietro per Bruno Lasri che manovra, carica il destro con il petto, respinge, si trova lì il pallone Berno e può fare partire allora il calcio 2000. Sciala chiama palla a Feltre, la riceve, dà tranquillità ai compagni, indicazioni, poi scarico a sinistra per Stoic che gira il lato verso Franzan che prolunga verticale per Feltre che mette in mezzo un pallone, più un tiro che si spegne a fondo campo. Lazzaro intanto riparte, si va a vedere la corrente, Rossato che riceve il pallone, Rossato ancora con il petto Berno e poi a liberare Feltre che chiede il cambio al prossimo, pronto capitano del Lago, intanto ecco il primo cambio per il Trissino con mister Fracca che richiama in panca Scesci che si prende anche il buffetto dal suo tecnico e mette dentro con il numero 2 Davide Meggiolaro. Rossato intanto manovra all'altezza di metà campo il Trissino che ora avanza con Lasri imbucato proprio per Meggiolaro che non è preciso nel cercare di servire il compagno, pasticcia un po' la difesa del calcio 2000 che concede un corner, pronto a rimettere in gioco il pallone Arlino Idari, palla per Rossato che carica il destro, ancora una deviazione questa volta di Franzan, altro corner dalla parte opposta rispetto alla tribuna della Belbotte Arena, teatro dell'ennesima Final Four di Coppa. Meggiolaro, Lazzari, Arlina Idari, gioca palla avanti per Meggiolaro che non ha lo spazio per girarsi, Stoic parte bene, salta Rossato, ancora Stoic, salta anche il numero 19 Lazzari, poi calcia con deviazione per pericolo, rischio per la difesa, pronto Censato tanto ad entrare dal supporto in fase difensiva, ottimo Meggiolaro in scivolata a respingere il pallone, Franzan pronto anche a rimettere in gioco la sfera, palla dietro per Sciala che trova la risposta con i pugni di Pippo Cagliaro, entra intanto Del Lago proprio al posto del numero 22 Sciala, il capitano ora Del Lago, anche lui protagonista ieri. Il tiro intanto cercato, un tiro cross di Fongaro, ecco il cambio, fuori Rossato, dentro Censato, il capitano del futsal Trissino che tocca il primo pallone servitogli da Arlina Idari, lo gira a sinistra verso Meggiolaro che torna ancora dal capitano, avanti la sfera per Bruno Lazzari che la perde, recupera Del Lago, centro del campo, la Lago riesce che sia di destra, c'è che mette in mezzo un pallone smorzato da Censato, Cagliaro lo arpiona in area per far ripartire Arlina Idari,
che scarica per Censato, alta la pressione ora, Allenigari si era perso, recupera il calcio 2000 con Del Lago, il tiro di Stoic, risposta sul primo palo di Pippo Cagliaro che rivediamo. Difesa quella del Trissino non particolarmente attenta nel concedere comunque gli spazi, è un calcio 2000 che ha saputo già dar fastidio in paio di occasioni a Pippo Cagliaro, con tanto bravo Lazzari che fa carambolare il pallone sul direttore di gara, signor Di Filippo di Treviso. Tanto si alza anche Peretto, ribattuto il fallo laterale, poi cerca di mettere in mezzo un pallone, non trova però nessuna deviazione Fongaro e può ripartire allora, mentre entra anche il numero 11 Marco Borgato. Laterale battuto, Censato per Cagliaro, ancora Censato che spara lontano il pallone. Sulla pressione del calcio 2000 il Futsal Trissino non ha saputo organizzare un'azione di uscita dalla propria metà campo e ora potrà ripartire proprio un Borgato che tocca la palla dietro per Fongaro. Si muove Stoic che si accentra, avanza Stoic, non viene fermato dalla linea di Dari che era intervenuto sul pallone. Borgato intanto Censato, poi spara una caramba per il pallone che finisce addosso a Bruno Lazzari, resta lì la sfera, palla per Stoic, ottima la scivolata di Censato, riparte allora il Futsal Trissino, palla per Censato sulla sinistra, Censato va sul fondo, viene spinto dal Lago senza fallo. Censato intanto che voleva uscire, chissà magari la Tesla la fuori è sua, non la vedete inquadrata in tribuna, va a prendersi una boccata dal capitano del Trissino, leggermente spinto dal Lago ma senza gli estremi per un fallo, e allora può ripartire con una rimessa laterale. Salutiamo anche il mitico Francesco Dolfo, il tecnico degli allievi delle alte. Ci vediamo dopo Francesco, che è venuto a seguire il buon Stefano Peretto, suo vice con la formazione delle alte, che salutiamo, secondi alle spalle della Rocca nel girone di Vicentino. Tanto palla all'imbucata, ottima l'uscita perfetta sul pallone, la sfera che resta lì, è rimasto a terra però colpito Meggiolaro. Cagliaro era entrato pulitissimo, lo rivediamo anche nel replay sul pallone, dopo sicuramente ha toccato anche l'avversario, il pallone che resta lì è un ginocchio contro ginocchio forse per Meggiolaro che ha avuto il peggio, è rimasto a terra. Vediamo che si rialza lo scontro proprio con Dallago che dà il 5 al collega, mentre entra proprio Peretto al posto di Bruno Lazzari. Uno scontro comunque fortuito di gioco, rimessa laterale per il calcio 2000 che andrà a restituire il pallone. Ci pensa proprio il capitano Dallago che restituisce la sfera a Pippo Cagliaro che la muove lentamente comoda per Censato che chiama in causa anche Arlina Aidari che va da Peretto, tocca il suo primo pallone il numero 10 del Futsal Trissino, anzi senza penso, il giocatore più navigato, ottima l'imbucata, è bravo però Stoic a capire tutto e a chiudere il colpo di testa, poi si allunga troppo il pallone Marco Borgato che non riesce a tenerlo in campo. Intanto trascorso il primo quarto di gara abbiamo già superato il minuto 15, sempre fermo, fisso sullo 0-0 di partenza il punteggio di questa finale. Il pallone intanto ribattuto e recuperato ancora da Meggiolano che viene fermato per qualche istante, ancora il Trissino in possesso. Censato trova la deviazione di Dallago, dunque rimessa laterale per lo stadio di mister Fracca con Meggiolano che batte dito per Censato, sfila verso Alena Idari, il pallone prolungato per Peretto sul coscione di sinistra, Peretto la finta, si accentra, poi scarica dietro per Censato, ultimo di movimento del Futsal Trissino. Meggiolano lo scambio proprio con Peretto che non chiude bene il triangolo, poi Fongaro è costretto a calciare lontano vicino alla panchina del Futsal Trissino che ripartirà con una rimessa laterale. Se ne incarica della battuta Arlin Aidari con la maglia numero 4. Censato, il capitano trissinese, apre a destra verso Peretto che avanza, prolunga il pallone ma non in modo preciso, chiedo scusa Peretto, ringrazia comunque Censato che va a prendersi
la marcatura di Dallago e fa avanzare proprio Peretto, ma la rimessa laterale per il calcio 2000 con Stoic che riapre il gioco verso Fongaro, si fa vedere Borgato qui sotto la nostra postazione che riceve il pallone, l'11 del calcio 2000, Censato anticipa per qualche istante Dallago, poi il pallone ancora per il calcio 2000, c'è una deviazione, dunque sarà corner per il calcio 2000 mentre rientra Feltre al posto di Stoic, corner per la squadra di mister Achampong, per dietro per Fongaro che spara potente verso la testa di Dallago, ma trova invece quella di Stefano Peretto. Rivediamo nel replay, Peretto che toglie praticamente il pallone dalla testa di Dallago, corner calcio 2000, formazione di Arcugnano, anzi laterale, non è uscito in fondo ma sul lato, dietro per Fongaro, si rivede anche Berno che tocca un pallone un po' inattivo, il portiere con la maglia numero 26 del calcio 2000 in questa parte di gara, un Trissino che deve cercare di scuotersi anche in attacco, palla intanto l'imbucata, bravo il Meggiolaro a seguire l'inserimento di Fongaro, a mettere in fallo laterale, riceve l'applauso anche il complimento a parte di Censato, Feltre per Fongaro, qui c'è il fallo di Meggiolaro che carambola tutta forza sul numero 5 del calcio 2000, rivediamo nel replay il fallo. Intanto ringraziamo il buon Fabio Meneghini che ha fatto sì che le corde vocali del vostro test possano essere unificate spesso con una bella 500 ml Love and Brown. Lo schema non è riuscito, ma il pallone che resta ancora lì, poi Fongaro, un mancino che esce di poco a lato, viene invitato a stare tranquillo alla panchina del Futsal Trissino, fermato il gioco il signor Bassetto, poi abbiamo rivisto anche il replay, un sinistro, un mancino che è arrivato lì dal nulla di Fongaro che ha dato qualche pericolo, quantomeno qualche brivido a Pippo Cagliaro & Co. per un Trissino che riparte. Il Futsal Trissino un po' più ammottanato, non un grande avvio di partita, meglio il calcio 2000 se dobbiamo vedere insomma questa prima parte di gara, ma siamo soltanto al 19esimo, la posta in palio è comunque alta, ci si gioca una Coppa di Serie D, una Coppa dove hanno partecipato tutte le squadre dei 4 gironi. A questa Final Four sono arrivate le formazioni che hanno vinto la Coppa delle varie delegazioni. Futsal Trissino ha vinto la Coppa di Vicenza, la Coppa di Padova ha vinto appunto la formazione del calcio 2000, la Coppa Trevigiana con il successo della promo e il Martellago ha conquistato invece quella della delegazione veneziana. Lenidari va sul fondo, apre per Meggiolaro si accentra lo scarico e poi Fongaro, deviazione con la palla che si alza sopra la traversa, c'era comunque Berno sulla traiettoria del tiro, palla sfilata fuori, dunque corner per la squadra del presidente Diego Ferrari, scarico dito per Meggiolaro che elude Fongaro, Meggiolaro la puntata fuori di poco, c'era Peretto sul fondo che aveva chiamato il pallone, qui però Meggiolaro ha fatto tutto da sé, un pallone che è uscito sì di 1 metro, poco più, e dunque si è salvato ancora Berno. 20esimo scoccato, Feltre per Dallago, recupera palla, la recupera bene però Dallago, Borgato per Dallago, ma è bravo a chiudere ancora una volta in diagonale Meggiolaro che sta giocando una partita di grande intensità a livello difensivo. Intanto pronto Ashley Olarte, lascia lì il pallone, una rimessa probabilmente da ripetere, questa con il pallone che non era sulla riga nera, però il direttore di gara ha anche coperto da un giocatore, palla comunque che è terminata fuori e Cagliaro fa ripartire il gioco per Censato, lo scambio con Peretto che va da Arnelidari, Censato sulla linea di metà campo, si allunga il pallone, impreca con se stesso, chiede scusa ai compagni, il capitano non è preciso il suo tocco di palla. Intanto ecco l'arte dentro al posto di Borgato e Fongaro pronto a rimettere in gioco all'interno del rettangolo di gioco il pallone, lo ha fatto per Feltre, ritornato in campo dopo qualche minuto di pausa, proprio palla per Feltre con Meggiolaro che chiude lo specchio, anzi chiude lo spazio del tiro
Censato, arriva Idari, intanto rientra Scesci, proprio Idari cerca di prolungare la sua corsa, viene fermato da Olarte in fallo laterale. Aidari dietro per Censato che gira verso Peretto, lo scambio ancora per Aidari, tocco palla verso Censato, Censato la prolunga per la testa di Scesci, ma un pallone impreciso. Non è felice della giocata del suo capitano, il numero 23 tricinese. Intanto si scalda a bordo campo Nicoletti, mentre Fracca, il tecnico del Trissino, si prende la lavagnetta, probabilmente andrà a chiamare il time out. Ancora 7 minuti, poco più di gioco, una partita che ancora non si è sbloccata, 0-0 il punteggio, ed ecco che arriva anche il time out proprio di mister Fracca, che avevamo visto prendersi la lavagnetta, chiama a bordo campo i suoi giocatori. Una partita che non si è sbloccata, una partita di intensità ancora, che deve ancora schiudersi, giusto per usare un termine hobbistico. Bravissima la regia che voleva ingannarmi con l'1-0 del calcio 2000, ma era soltanto uno scherzetto. Ringrazio ancora ovviamente Gianmarco di Roplez e Andrea di Futsal Veneto TV che mi stanno raccontando con le immagini, il replay, la regia, questa seconda ed ultima finale di giornata. Abbiamo vissuto le emozioni nel 2017 con la vittoria regionale del Veneto, appunto del Bissuolo sul Veneto Sport Padova per 2-0, grazie ovviamente anche a Matteo sempre di Roplez che cura gli highlights, li ha curati anche ieri per le 4 semifinali. Ma il protagonista assoluto ovviamente sempre il vostro test, che finalmente si sta bevendo anche una bella birra. Su regia invece non si beve perché bisogna stare attenti, io le cazzate le posso sparare, su invece non possono commettere nessun errore. E si ripartirà quando stiamo per entrare nel minuto 25, 23-40, intanto i secondi, il fischio fa ripartire Cagliaro per Peretto che avanza in velocità, palla per Censato, lo scambio con Arlin Aidari, protagonista anche nelle finali della Coppa Vicentina Endas, vinta la scorsa settimana con il Real Mantovano. Insomma, qualcosa Arlin Aidari ha vinto qui alla Belbotea Arena. Vediamo se riuscirà a vincere, palla per Censato, la girata dopo uno schema veloce del Futsal Trissino e si vede Mattia Berno chiamato in causa, chiude lo specchio in uscita con il corpo, poi ancora con il petto, concede soltanto il corner, pronto a essere battuto da Censato, capisce tutto quanto Sciala, poi Scesci ci mette una pezza e arriva anche il time out di mister Acciampong. Dopo pochi secondi Acciampong chiama i suoi a rapporto per costruire un'azione offensiva e nel campo anche il tecnico del calcio 2000 che va a spiegare ai suoi, vedete lì sulla sinistra, ai suoi come uscire. Non è felice probabilmente di quello che ha visto pochi minuti fa con l'uscita veloce del Futsal Trissino. Auguriamoci di vedere un gol per far sì che la partita possa sbloccarsi e regalare emozioni. Intanto arriva anche il bellissimo invito in quella di Verona per il pranzo di Pasqua di domani, cibo dietetico, vino non alcolico, dolci vegani, e poi dicono che al fratello bisogna mandarlo anche a quel paese. E intanto ripartiamo con la partita sempre bloccata sullo 0-0. Si riparte, 4 minuti più il recupero, 2 minuti quantomeno extra time, non di più, visto che la partita comunque è filata via liscia senza grandi interruzioni. È rientrato tanto anche Franzana che ha toccato dietro per Feltre, Sciala, Ashley Olarte, ancora per Sciala, di vicino c'è Franzana, Sciala va dalla porta opposta per Feltre, Sciala, pressione ora che si alza della Futsal Trissino, lo scarico per Franzan, bloccato per Olarte, il pallone non recuperato da Nicoletti che ci stava credendo e provando. Ancora calcio 2000.
Franzan cerca di puntare Nicoletti, Franzan lascia per l'arte, trombano le trombe, attenzione il tiro dalla distanza di Feltre, non mi impensierisce Cagliaro che legge bene la traiettoria, che termina abbondantemente alta, va a sbattere sul telone rosso della Belbotea Arena, bianco e rosso i colori del Team Giorgione che ci ospita ancora una volta qui in questa bellissima arena. Peretto, Nicoletti, si muove Cesci che riceve il pallone, lo scarico, l'imbucata per Nicoletti che però non crede ad un pallone che gli sta per servire il numero 23 compagno di squadra. E può ripartire il calcio 2000 con Sciala che viene fermato per questa da Nicoletti, Franzan per l'arte che gira di prima intenzione verso Sciala, pallone però non preciso che termina fuori. Dunque il futsal Trissino potrà ripartire con un laterale davanti alla propria panchina con il capitano Censato che muove comodo per Peretto che restituisce la sfera al 6, palla che va sulla destra verso Nicoletti, Peretto, Cesci solo, ora marcato da Franzan e in due tempi però concede il corner. Mattia Berno si oppone al mancino di Cesci, corner con Peretto che si prende il pallone, conta il direttore di gara, Peretto dietro per Censato, il tiro velenoso ma pecca di mira l'interno destro del capitano Marco Censato. Allora Berno può ripartire nella propria area di pertinenza, comodo vicino per Feltre, 1,5 ancora sul cronometro, più il recupero, Franzan, Olarte Franzan ancora, si muove Olarte, Franzan scarica a destra per Feltre che prolunga avanti per Sciala, c'è il tocco di Peretto con Cagliaro che attende qualche istante, chiede scusa a Cesci che si era mosso bene in avanti, non si è ravveduto subito, attenzione qui la partenza di Nicoletti, palla per Censato che scarica alla diagonale, è bravo però Olarte a chiuderla e evitare che il pallone finisca sui piedi di Andy Cesci, poi Peretto con uno scavetto cercava di saltare il fatto di Sciala, non ci è riuscito, ha regalato una rimessa laterale già battuta, palla lunga per Franzan la tiene in campo, poi Nicoletti la respinge in fuori laterale ancora con Franzan pronto a rimetterla in gioco, palla rinviata da Censato ma recuperata ancora da Feltre per il calcio 2000. Feltre fa sbattere e capitolare il pallone sul corpo di Andy Cesci, palla che poi termina fuori, ancora 30 secondi, poi ci sarà anche il recupero laterale con Olarte, invitato dal direttore di gara a velocizzare la ripartenza. Feltre, 2 minuti di recupero, gli ha chiamato il signor Di Filippo, lo scambio che non funziona nel migliore dei modi, allora ancora 120 secondi, poco meno da giocare per Futsal Trissino e calcio 2000, ancora fermo sullo 0-0 di partenza. Nicoletti, Peretto a sinistra per Cesci, lo scambio con Peretto che va dietro da capitano Censato, prolunga a destra, pallone per Nicoletti che torna da Peretto alla stessa linea di centrocampo, Peretto ora avanza, lo scambio con Nicoletti, Censato libero, Cesci che riceve il pallone, viene però ora marcato da Olarte, Nicoletti lo spazio per girarsi, la puntata del pallone che resta lì ancora Nicoletti che non trova lo spazio per calciare, poi arriva Sciala, Fratellini senza fallo, il contropiede Franzan per Sciala, bravo Censato con il tacco ad intervenire sul pallone, intanto c'è il fallo di Andy Cesci, viene invitato ad andare via, rivediamo nel replay, ha messo il piede Franzan, comunque era in possesso palla, già avuto la punizione di Franzan, il secondo fallo Trissino, uno commesso dal calcio 2000, Sciala sul fondo, ultimo minuto intanto di questo primo tempo, siamo già nell'extra time, palla aperta bene da Feltre per Franzan, avanza Franzan, aspetta il movimento dei compagni, recupera, cioè riceve Sciala sul fondo, trova la risposta di Cagliaro che non blocca il pallone ma lo respinge sul pericolo esterno di Sciala. Corner per la formazione di Arcugnano,
palla messa in mezzo, cercava di metterla in mezzo, Feltre non è preciso il suo destro. Allora siamo ai titoli di coda di questo primo tempo che è stato avaro di emozioni, sicuramente di gol, visto che il punteggio è ancora ancorato allo 0-0 di partenza. Attendiamoci un secondo tempo con qualche emozione in più e arriva, come stavamo dicendo, il duplice fischio del signor Di Filippo, controllato da Bassetto e da Mestione di Treviso, che manda le squadre a riposo sullo 0-0 di partenza. Tra calcio 2000 Futsal Trissino c'è ancora più paura che voglia di provare ad emergere. Tra una decina di minuti, con immagini di Funzionamento TV e Roblox, il vostro test sarà nuovamente qui live per il commento del secondo tempo. Bacioni.
Eccoci di nuovo live sulla piattaforma ND del Veneto di YouTube, pronti per il secondo tempo tra il Futsal Trissino e Calcio 2000. In palio c'è la Coppa Veneto di Serie D, che vince alzerà al cielo un altro trofeo. Attendiamo che tutti i componenti della panca trissinese si siedano. Ecco che è arrivato anche il vice di mister Fracca. Si parte allora, altri 30 minuti. Auguriamoci che una delle due squadre possa sbloccare una partita ancora ancorata sullo 0-0. C'è più paura di prendere il gol che quella di cercare di farlo. E allora ecco il motivo di una sfida che ancora non ha regalato emozioni da rete. Ci prova il Trissino, viene però fermato, Fongaro spara via il pallone, lo recupera la formazione di mister Fracca con Lazzari che finta il tiro, arretra il passaggio per Allen Aidari che gira a lato verso Nicolas Rossato. Rossato il tentativo di imbucata, riparte ma senza riuscirci per il Calcio 2000. In campo con la maglia numero 13 Riccardo Milano muove i primi passi in questa finale di Serie D, ultima partita live questo weekend alla Belmonte Arena. Intanto non è preciso Rossato nel cercare di servire Lazzari, palla che si perde sul fondo. Mattia Berno va a riprendersi, a far ripartire il gioco per Feltre che apre a destra su Stoic. Feltre ancora, Fongaro cambia lato per Stoic che avanza, si affida ancora a Fongaro che prolunga un pallone per Milano con la testa, la spizza ma viene recuperato da Meggiolaro, imbeccato in avanti da Lazzari. Meggiolaro si ferma, chiama l'aiuto anche di Lazzari, viene però fermato da Milano. Allen Aidari, il tiro bloccato in presa sicura con un volo plastico da Mattia Berno che rivediamo. Buona la parata di Mattia Berno, un tiro non irresistibile, il numero 4 trissinese. Meggiolaro recupera il pallone, lo scipa Stoic, va sul fondo Meggiolaro, scarica di potenza, non trova però lo specchio di porta e allora ci sarà nuovamente Berno che ripartirà dalla sua area, sistema i pali, il numero 96 del Calcio 2000, il numero di maglia come il suo anno di nascita, lui che è nato il 21 agosto del 96. Ripartita la sfida, 2 minuti e 40, Feltre imbecca Stoic che viene però fermato e murato da Allen Aidari. Laterale con Davide Meggiolaro per Allen Aidari, riceve palla Rossato, lo scambio con Meggiolaro. Aidari, triangolo con Meggiolaro, la possibilità di ripartire. Meggiolaro cercava il passaggio filtrante per Lazzari che non arriva perché c'è la deviazione di Feltre in fuori laterale, già battuto. Aidari, giro lato destra per Rossato che va verso Lazzari, può ripartire il Calcio 2000 con Fongaro, l'apertura a sinistra per Stoic che cerca di convergere in diagonale verso Milano, c'è una deviazione di Lazzari sul fallo laterale allora per la squadra di mister Acciampong. Come Fracca, anzi corner, già battuto in mezzo Meggiolaro, la mette ancora in corner, che rischio, rivediamolo, palla che è terminata alta sulla deviazione, tanto può ripartire il Trissino con Allen Aidari, l'apertura per Lazzari che è impreciso nel cercare di rilanciare Meggiolaro, un fendente destro che termina in modo veloce alle spalle di Berno che fa ripartire subito i suoi. Palla comoda per Feltre che avanza l'MLM, sfila il pallone per Fongaro va a puntare Rossato, poi cambia lato recapitando la sfera a Stoic che imbuca verso Fongaro che chiude il triangolo per Stoic, palla in mezzo, respinta poi Fongaro
un mancino alto di poco, bella l'azione qui della formazione del calcio 2000, palla che termina di poco a lato, Rossato intanto torniamo live, recupera Feltre, poi è bravo Rossato a tornare sui suoi passi e a mettere in corner. C'era Cagliaro comunque in uscita bassa, bravo qui Nicolas Rossato. Intanto il direttore di gara chiama l'attenzione dello scopettone amico, il buon Luca Cesari con uno scatto fulmineo va a recuperarlo, dirigente della delegazione veneta, delegazione che quest'oggi li scopriremo martedì i nomi, ha consegnato però a qualche ragazzo dell'Under 17 che, giusto per mantenere l'incognita, anche non ha giocato i borsoni Granata con il Leone del Veneto per il torneo delle regioni. Quindi Berno scarica lontano, scivolata, ci aveva provato Bruno Lazzari, bravo Berno ad uscire nei tempi giusti dalla propria area. Allen Neidari cerca l'imbucata per Lazzari, sfila via il pallone, Nicoletti lo protegge, si accontenta della falla laterale, pronto a rigiocare il pallone in campo per Allen Neidari, il numero 4, lo scambio con Nicoletti. Lundici cerca di andare profondo ma si era però fermato Allen Neidari, allora calcio del Milan che può riprovarci con Fongaro verso Milano, non c'è falle, proprio lì davanti al direttore di gara, il signor Di Filippo di Treviso. L'applauso di mister Acciampong per il tentativo del suo giocatore. Lazzari intanto fermato, laterale per il trissimo ultimo tocco di Stoic, Lazzari dietro per Rossato che torna dal 19 oggi in maglia bianca. Nicoletti vuole la profondità, Lazzari lo scambio ancora con Nicoletti per Lazzari che torna per dare palla per Nicoletti. Allen Neidari, Rossato fermato, forse c'era il tocco di Rossato, lo aveva chiamato Fongaro, il direttore della operazione Bassetto di Treviso, convinto della sua decisione, spiega il motivo di questa rimessa già battuta. Allen Neidari, il tiro non è né potente né preciso, la conclusione di Neidari che rivediamo, aveva tentato un colpo sotto, non gli è riuscito probabilmente, e Berno fa ripartire l'onnipresente Feltre. Questa canovista della formazione di mister Acciampong, intanto non riesce a diagonare la Stoic, recupera comunque Fongaro prima che il pallone arrivi dalla parte di Berno. Feltre, palla per Milano recuperata da Neidari che gira a destra per Rossato l'apertura sul secondo palo per la corrente Nicoletti che non arriva al tapin vincente. Rivediamo la bella azione fuzzaltrissimo, un esterno colpito di stinco da Nicoletti che si perde sul fondo, non cambia allora il risultato, sempre 0-0 quando sono già trascorsi più di 8 minuti di questa ripresa. Non vogliono regalarci la gioia del primo gol, il giocatore in campo ha rischiato, qui intanto prova a farci comunque il pallone di Nicoletti, buono lo scambio, l'apertura di Milano che cercava Fongaro che stava correndo sulla corsia opposta, quella sinistra, non riesce però a recapitalizzare, insomma quella cosa lì, a recapitare il pallone. Ci riesce invece Allen per Lazzari che lo protegge, l'invito per Rossato, poi Berno esce bene, il pallone che resta lì, carambola su Lazzari, c'è il fallo di Lazzari che ha spinto il giocatore avversario, mi sembra Fongaro che rimane ancora a terra, si tocca la nuca, il numero 5 arriva Di Filippo a spiegare a Lazzari il motivo di questo fallo, partita corretta, primo fallo
del match. Possono entrare i sanitari intanto per prestare le prime cure, mentre Lazzari con sportività va a sincerarsi delle condizioni del giocatore avversario. A terra Fongaro. Vediamo, c'è il dirigente del Calcio 2000 Giovanni Monti, arriva anche la Barella per mi sembra che sia Fongaro che rimane ancora a terra. C'è intanto il vice mister, vediamo se Fongaro potrà ritornare in campo. Scorrono i secondi, si rialza intanto Fabio Fongaro, che probabilmente magari non è stato colpito da Lazzari, ma comunque nell'andare a terra ha battuto la testa, si tocca la testa con la mano destra, viene aiutato ad uscire, c'è l'applauso del pubblico. Intanto richiamato il buon Cesari con lo scopettone ad asciugare il terreno di gioco della Belbotte Arena. 11 intanto sul cronometro, sicuramente avremo un recupero più cospicuo in questa ripresa. Arriva intanto il fischio per far ripartire il gioco dopo la prima punizione di questa ripresa. Dal lago Feltre che intanto cercava l'imbucata per Sciala. Laterale già battuta del lago Feltre. Franzani intanto è entrato in campo. La palla è uscita però oltre la linea nera che delimita il rettangolo di gioco della Belbotte Arena. Pronto anche Scesci a dare manforte ai suoi compagni del futsal Trissino. A dare l'imboccata lunga per Lazzari che arretra con il della suola, poi si gira, trova una deviazione, c'è corner, lo vediamo nel replay. Sciala ci mette il piede, una parte comunque del corpo, per deviare il pallone in corner, angolo in favore del Trissino, con Nicoletti dietro per Lazzari. Arinei, Lazzari ancora difende bene però la formazione del Calcio 2000 che esce ora con Sciala Fotlin, il tiro in corsa, c'era Dal Lago che voleva imbucarsi alla festa, tutto solo sulla sinistra, non lo ha visto Sciala. Cagliaro intanto il rinvio sulla testa di Franzan, poi recuperato ancora da Sciala che imbecca Dal Lago. Calcio 2000 che ha avuto una bella occasione, Rossato rischia di perdere il pallone, lo recupera comunque Lazzari a centrocampo. Lazzari cercava l'invito per un compagno che però non è arrivato. Franzan sulla destra tiene vivo il pallone, le indicazioni ai compagni di come muoversi in campo. Pronto anche Censato di rientrare in campo assieme a Scesci. Palla per Feltre che spara un destro, ci mette la mano Filippo Cagliaro che concede solo il corner. Rivediamo, doppia mano per Cagliaro, si alza anche Peretto, un Trissino che ora deve accelerare i ritmi se vuole trovare il gol più vicino. Ci è andato il Calcio 2000 che infatti ha in un paio di occasioni dato vivacità e velocità all'azione, tanto fuori Lazzari per Scesci che prende proprio l'indirizzo di Scesci, di testa esce Berno, poi scarica in corsa alto Rossato, lo vediamo anche con il replay, Rossato che era lasciato libero, era semplice il tiro, un mancino che termina abbondantemente alto. Franzani intanto scambio con Feltre che gira a destra verso Dal Lago, torna centrale per Feltre. Sciala con il petto mette giù il pallone, Feltre, Franzan prolunga verso Dal Lago,
bravo a mantenere vivo il possesso per i suoi, l'applauso anche di mister Achampong, felice fin qui della gara che hanno offerto i suoi ragazzi. Viva via bene Franzan il tiro, però è blocca sicuro il centrale Cagliaro. Altra buona occasione per il calcio 2000. Scesci c'è viene sul fondo l'invito per Alina Aidari che tocca il pallone per Scesci che si accontenta della rimessa laterale sulla deviazione. Vediamo intanto qua la conclusione a botta sicura di Franzan, tiro però dritto per dritto centrale che non fa paura a Cagliaro. Laterale battuto per Rossato del Tresino. Nicoletti, lo scambio con Alina Aidari che voleva chiudere il triangolo, capisce tutto dal lago e poi Sciala però è costretto a calciare lontano il pallone. Resta in zona d'attacco il futsale attrice di mister Fracca con Nicoletti che lascia l'incombenza da Alina Aidari, la direzione palla che arriva tra i piedi di Scesci che va dietro da Rossato. Riparte da dietro allora la formazione di mister Fracca. Alina Aidari, Scesci, Rossato, lo scambio con Luca Nicoletti, giro palla Nicoletti, il tiro fermato da Franzan, resta di fermo Alina Aidari, la conclusione ancora, Rossato poi ferma il gioco, è rimasto a terra Franzan, colpito nella carambola precedente, ha avuto la peggio, speriamo sia nulla di grave per il numero 4 Antonio Franzan. Nicoletti che ha calciato, poi gli è rimasto lì il piede sotto a quello di Nicoletti, ovviamente non l'ha fatto apposta, però non una bella situazione fisica per il 4 del calcio 2000 che comunque si rialza, un bel pestone non gli preclude però la possibilità di rimanere in campo con Fabio Fongaro che è rimasto lì fuori. Andrà a restituire il pallone il capitano del Lago. Palla restituita dal Lago, casi sportivi, quando intanto mancano 13 minuti, palla per Cagliaro che muove verso Rossato. Alina Aidari la prolunga bene per Rossato che gira verso Scesci, Scesci il sinistro, Berno la respinge, poi l'incrocio pieno di Scesci con Berno che esulta per la parata, poi per l'incrocio è uscito il Trissino, un'occasione d'oro che pareggia con quella di precedente del calcio 2000. Sfortunato però Scesci nel colpire l'incrocio pieno, mentre sull'orologio del vostro test stanno per scoccare le ore 20 della vigilia pasquale e domani chissà che sorpresa troveremo dentro all'uovo, una sorpresa che Calcio 2000 e Trissino sperano di trovare dentro la coppa, magari con dell'ottimo prosecco. Sciale intanto formato dal Censato, l'ultimo a toccare sullo Censato, dunque rimessa laterale e per il calcio 2000. Proteste del tecnico Fracca. Dal Lago, dietro per Franzan, giocatore appena entrato, il numero 7 Andrea Rocco, che non era presente ieri, oggi in forza al team di mister Ciampong. Rientra intanto anche Peretto che c'era il pallone da Censato, avanza Peretto, Scesci si apre sulla sinistra dove l'imbucata non riesce, però il passaggio filtrante per Scesci, viene fermato con un fallo dal Lago, un fallo per Scesci. Andiamo a rivedere. Fischio del signor Di Filippo che ha anche combinato al numero 23 del Trissino di Scesci il cartellino giallo. Non è d'accordo però il giocatore, il mio marcatore del futsal Trissino, per la decisione del direttore di gara Trevigiano. Fatto sta che c'è la seconda punizione per il calcio 2000 con Scesci che si pone sul dischetto del tiro libero in barriera.
ci sono Franzan, vicino c'è Andrea Rocco, il fischio è rincorsa di Franzan che calcia uno schema per Sciala che non trova però un tiro preciso, lo rivediamo, per dimenticare la conclusione del 22 della squadra di Arcugnano che non riesce ad ottimizzare questa possibilità di punizione. Già ripartito però il Trissino con Anne Nidari che apre per Censato, Aidari ancora, Peretto, Aidari, Censato, fraseggia sullo stretto della formazione di mister Franco che apre per Scesci, ferma tutto Censato, recupera Scesci, pallone sul piede di Peretto che va avanti verso Scesci, con lo stinco non riesce a tenerlo in campo e mister Champong ferma tutto al 20° minuto, chiama il time out, il suo time out a disposizione, poi ne avrà uno anche il mister Fracca quando siamo entrati nell'ultimo terzo di tempo. Gli schemi da utilizzare i due tecnici, (50 minuti 53 per la precisione del video recupero e ancora fanno sullo 0-0 questa sfida. Non si sblocca la finale di Serie D di Coppa Veneto. Si riparte. Ancora 8 minuti e mezzo più recupero. Sicuramente un paio di minuti, due se entrambi chiameranno più di due se entrambi chiameranno il time out. L'ha chiamato mister Champong, ha ancora a disposizione il suo minuto di sospensione mister Fracca per un calcio 2000 che nella ripartenza perde subito il pallone. Aidari pronto a rientrare, Lazzari sotto la nostra postazione, lo vediamo che si sta scaldando, ha ricevuto già delle indicazioni da mister Fracca. Censato Peretto, Allen Aidari, Peretto a destra per Censato, si muovono in avanti Scesci, Aidari e Peretto. Censato per Scesci che voleva tornare il pallone al suo capitano del recupero di calcio 2000 con Sciala che esce bene, evita l'intervento di Censato. Aidari tradito per Stoic che riparte a superare il metà campo, lo scambio con Sciala. Franzan aspetta il momento dei compagni, Sciala, Feltre per Stoic, lo scambio con Feltre, ma non può chiudersi il triangolo e Peretto mantiene vivo il pallone in campo, fa avanzare il capitano Censato che gira la palla verso il lato opposto della nostra tribuna per Allen Aidari che va a puntare Stoic, si accentra Aidari, si accentra ma viene fermato al momento del tiro da Franzan e Peretto scarica il laterale verso Censato che torna da Aidari al centro del campo. Aidari, Peretto, Censato, ancora Peretto, Scesci, l'apertura per Censato libero che cercava il secondo palo, è un tiro passaggio quello del capitano che rivediamo che va a sbattere sul petto ancora una volta di Mattia Berni. Intanto Sciala, Franzan si fa vedere, Sciala fa tutto da solo, tiene vivo il pallone, poi Censato mette in fallo laterale con una scivolata tempestiva, dunque può restare in zona d'attacco il calcio 2000 che ritorna nella metà campo del Trissino. Franzan, conclusione, ancora una deviazione di Censato che viene colpito in modo forte il torace dalla laterale di Franzan, si rialza subito comunque il capitano Censato, laterale conta il signor Bassetto di Treviso. Feltre, una conclusione potente ma non precisa, e allora può ripartire
Cagliaro con la palla tra le mani, comodo per Censato che muove a destra verso Alin Haidari, il numero 4 si accentra, scarica avanti per Scesci che si accentra, va dietro da Censato che carica il destro, trova però la deviazione di Sciala, rimessa laterale, ancora 5 minuti più recupero, ancora un pallone Censato per Peretto, ma Stoic chiude la diagonale, ancora Stoic, Franzan, lo scambio dietro per Feltre che invita ora Stoic con un lancio lungo ma è troppo alto anche per la testa del numero 20 oggi in maglia nera nel calcio 2000, e dunque Futsal Trissino che potrà ripartire con una rimessa laterale davanti alla propria panchina. Peretto scambia con Alin Haidari dalla parte opposta del campo, orizzontale ancora per Peretto che imbuca verticale verso Scesci, capisce tutto quanto Franzan che riceve poi il pallone da Sciala, il tiro di Franzan bloccato, c'è il corner, anzi no, viene rimessa dal fondo perché l'ultimo a toccare è stato proprio Franzan. Dunque è ripartito il Futsal Trissino quando mancano poco meno di 4 minuti, qui è impreciso, non si intendono Haidari e Scesci, mentre intanto Capitan Dal Lago per Fatmir Sciala, fanno girare gli effettivi, i due tecnici, 4 minuti intanto ancora da giocare più recupero. Stoic, Scesci di testa per Cagliaro, Peretto di Mucata, tocco morbido per Censato che avanza, bravo Franzan a recuperare, colpito Cesari a bordo campo, sta preparando le medaglie per la premiazione. Peretto a sinistra verso Haidari che si accentra, lo scarico per Peretto che si era fermato al limite dell'area. Inizia un po' forse anche a sentire la stanchezza della doppia partita per le due squadre che hanno giocato ieri due sfide importanti. Il Futsal Trissino ha battuto 3-1 la Promo, dopo è stato sotto anche dopo è stato sotto per 1-0, calcio 2000 su 2 volte con il martellato, ha recuperato 2 volte e poi nel finale un rigore di Fongaro ha deciso la sfida sul 3-2 che ha portato la formazione di Arcugnano all'ultimo atto. Peretto intanto per Scesci a destra, si accentra Scesci, l'ultimo a toccare il 23 in maglia bianca e dunque laterale per la squadra di mister Champong. Feltre, c'è la direzione comunque, quindi ancora possesso. Calcio 2000 già battuto per Franzan, il tiro e la rete nel vantaggio del numero 4 del calcio 2000 Antonio Franzan, c'è il cartellino rosso intanto per Alin Haidari, un pallone che è riuscito, ci sono le proteste della formazione triscinese, palla per Franzan che ha trovato il tiro preciso, espulso intanto Alin Haidari, dunque Trissino che dovrà giocare anche con l'uomo in meno, situazione complicata per la squadra di mister Fracca che ha subito il gol, probabilmente le proteste per un pallone in movimento non ravvisato dal direttore di gara, poi andremo a chiedere qual è stata la decisione. Intanto recupera il pallone Bruno Lasri, un Trissino che dovrà giocare per 2 minuti con l'uomo in meno ed è anche sotto di un gol. Quando siamo entrati stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gara, Peretto chiede calma ai suoi, mi sembra di rivedere quello che ho visto nella finalissima di Brandra tra le team di mister Ranieri che aveva detto fermiamoci, aveva fatto passare il tempo. Lasri, Peretto, Censato, Peretto dietro, Lasri ancora con l'uomo in meno, il Trissino
deve cercare il gol del pari, va sul fondo Lazzari, non c'è il fallo secondo il signor Bassetto. Calcio 2000 intanto che riparte, palla per Dallago, Olarte, il tentativo di servire al centro Dallago, palla che si perde sul fondo, ancora un minuto, poco più da giocare per la formazione del Trissino, un uomo in meno. Cagliaro lungo per la testa di Stoic che alleggerisce per Berno, può ripartire allora la formazione di Mister Champong. Stoic per Olarte sul secondo palo, capisce tutto il quadro, va il pallone con Dallago che prende il Trissino e firma il 2-0, il capitano Alessandro Dallago al 30° minuto va a firmare il bis del calcio 2000, una rete che sicuramente metterà i titoli di coda a questa sfida. Intanto può rientrare anche il quinto giocatore per il Trissino con Mister Fracca che manda in campo Meggiolaro. Non abbiamo visto quanto ha dato di recupero il direttore di gara, ma speranza ridotta al lumicino per la formazione trissinese che ci prova comunque fino all'ultimo. Nella finale si è decisa la partita con 2 gol, entrambi però con non poche proteste. Berno prende il pallone tra le mani, lo rilancia lungo Meggiolaro, poi resta il pallone lì, poi il palo anche colpito dal nuovo entrato. C'è il time out intanto per il Futsal Trissino con Rossato che ha messo la maglia del portiere di movimento, un palo colpito da un giocatore appena entrato, vediamo se mi dà il numero di maglia, l'ho perso. Non ho visto quanto abbia dato di recupero il direttore di gara, ho visto però anche il cartellino rosso per Davide Calabria, operatore dei portieri, dirigente trissinese. Prova la carta del portiere di movimento Mister Fracca con Rossato che avanza, 32-26 da già giocati, pronti a riprendere il gioco. Peretto per Rossato, lo scambio con Cenzato, Rossato ancora, Scesci, corsia di destra, libera Rossato, va sul dorso destra per Peretto, che scarica in fondo per Scesci, fermato senza fallo di mano con il direttore di gara. Se arrivano i giocatori del Futsal Trissino per un presunto mani non ravvisato, da qui non ho visto cosa è successo. Palla per Lazzari che lascia per Rossato che va a calciare, la respinge Feltre sulla riga. Allora può continuare il Trissino che ci prova comunque fino all'ultimo. Scesci fermato, porta vuota, la palla che sfila lontano di Feltre. Controlliamo anche il direttore di gara che controlla il suo cronometro, farà giocare ancora quantomeno per 30 secondi, siamo già al 33esimo e 40. Peretto, scodella per Lazzari, viene fermato, era allora il numero 11 Borgato prima ad aver colpito il palo. Peretto, palla per Lazzari, Lazzari si accentra e ancora Berno che dice di no, va a suggellare un'ottima partita con un intervento importante. Peretto, Rossato l'imbucata, ancora fermato, ancora Futsal Trissino, Cenzato, Peretto
per Rossato che va sul fondo verso i lastri, un pallone in mezzo con ancora Berno, palla che tocca la parte alta della traversa, ancora importantissimo e fondamentale Berno che salva i suoi. Gioca ancora il Trissino, 34-40, palla per Rossato, Lasri, il tiro sull'esterno rete, non c'è deviazione e allora probabilmente questa è stata l'ultima azione per la formazione del Trissino con il direttore di gara che fischia 3 volte e manda e dà in là la festa del calcio 2000 che arrivava qui magari con i sfavori del pronostico. Mister Achampong riconfermatissimo, potrà portare i suoi, ha portato i suoi ad alzare questo ambito trofeo, un calcio 2000 che tornerà in campo il 2 di maggio per il primo turno playoff contro il Carme Vigio e Lungare. Finisce invece qui la stagione del Futsal Trissino e intanto il suo si è portato a casa un campionato e una Coppa Delegazione di Vicenza. Ancora qualcosa da dire da parte di Capitan Cenzato all'inizio dei direttori di gara. Tra poco andremo con le premiazioni in campo. Intanto si danno il 5 giocatori ed arbitri, si abbracciano intanto anche ex compagni di squadra, comunque amici che vivono il futsal regionale da tanti anni, e questa invece è la festa del calcio 2000 che tra poco andrà ad alzare al cielo la Coppa di Serie D con un finale davvero palpitante. Festa, il calcio 2000, voglio le immagini con mister Achampong e i suoi ragazzi che esultano e saltano, ancora protesta a parte del Futsal Trissino. Abbiamo riposato per 58 minuti e poi ci siamo svegliati tutto d'un tratto per i trissinesi, è stato un risveglio con incubo. Per il calcio 2000 invece un risveglio dolce con un gol di Franzan, il capitano Dallago ha messo la festa. Un applauso intanto dei giocatori del Trissino per il pubblico amico. Viene sistemato intanto lo striscione winners, vincitori della Lega LND. Ma tranquille, vedo dal monitor. Attendiamo che il buon Di Giambattista mi dia l'ok per partire con le premiazioni. Tutto pronto per le premiazioni che chiuderanno questa 2 giorni live qui dalla Belvedere Arena, lo spettacolo dell'Under 17, poi con l'ultimo atto la finalissima che ha decretato la neo vincitrice della Coppa di Serie D. Intanto invitiamo al centro del campo i 2 direttori di gara, il signor Simone Di Filippo di Treviso e Mattia Bassetto di Treviso, che ricevono il presente da parte di Michele Di Giambattista, responsabile del 5 Veneto, e Luca Cesari, dirigente del Veneto, i 2 direttori di gara che hanno fischiato in questo ultimo atto della Coppa Veneto di Serie D. Adesso invece procediamo con la chiamata della seconda squadra classificata che ha perso 2-0 ma comunque ha raccolto grandi risultati. Un grande applauso per il Futsal Trissino, la formazione di mister Alessio Fracca e capitano Cenzato, che
e ricordiamo, oltre ad aver vinto la Coppa Delegazione di Vicenza, ha anche conquistato il campionato vicentino. Dunque il prossimo anno ritroveremo il futsal trice del presidente Ferrari nel secondo torneo regionale, la Serie C2. Complimenti a Filippo Cagliaro, Davide Meggiolaro, Arlind ed Albion Aidari, Marco Cenzato, Davide Ceole, Leonardo Tibaldo, Stefano Paretto, Luca Nicoletti, Nicola Sarossato, Bruno Lazzari, Riccardo Savignago e Andy Scesci. Complimenti anche ovviamente a mister Fracca, il presidente Ferrari, a tutti i ragazzi che compongono lo staff di una società che, ricordiamo, al primo anno di FIGC insomma ha già messo tutti in fila quantomeno in campionato. Non c'è riuscito quest'oggi perché ha trovato un grande osso duro che tra pochi istanti andremo anche ovviamente ad accogliere con un grande applauso qui alla Belmotè Arena. Intanto, mentre Di Giambattista cerca di rompere anche la medaglia al centro del campo, chiamiamo il capitano Marco Cenzato lì in mezzo per ricevere la targa con tutta la squadra, la targa, ricordo, per questo secondo posto. Ancora un grande applauso per la formazione tressinese. E chiude qui il suo fantastico 2024-2025 e si porta a casa comunque questa soddisfazione da matricola. Complimenti ai ragazzi di mister Fracca. Questi erano i secondi classificati, ma adesso è il momento di accogliere con un grande applauso la formazione che andrà ad alzare la Coppa Veneto di Serie D, allenata dal tecnico Giuseppe Acciampong. L'applauso per il calcio 2000! Proprio il tecnico per primo, poi a ruota Marco Bertacche, Antonio Franzan, Fabio Fongaro, Andrea Rocco, il capitano Alessandro Dallago, Gianluca Feltre, Marco Morgato, Riccardo Milano, Ashley Olarte, Marco Stoic, Fatlin Sciana e il portierone Mattia Berno. Ovviamente anche i dirigenti con il presidente Mattia Antonello e tutti i dirigenti. Finché ci sono medaglie prendetele, dopo le altre andate a farvele da soli. Calcio 2000 che tornerà in campo il 2 maggio per il primo turno secco dei playoff in casa dei cugini del Carmen Vision Longare. Inizia ad allungare il cammino playoff per cercare di raggiungere il Trissino nella Serie C2 del Veneto. Intanto ovviamente lo staff che si va a prendere questa medaglia con mister Acciampong, l'abbraccio con il presidente. Mister Acciampong, ti ha confermato, vero? Sono qua, ti ha confermato, no? Sì, perfetto, ok, quindi sarai ancora tu l'allenatore il prossimo anno. E Dallago, il capitano, assieme a Michele Di Giambattista, che va a istruire il numero 9, che qua ha già alzato la Coppa Delegazione Padovana. Si avvicina la Coppa Alessandro Dallago, pronto a portarla vicino ai suoi compagni. Foto di rito, le note ovviamente di Freddy e degli amici del Queen. Il calcio 2000, campione Veneto, Coppa Serie D! The champion! E finalmente con la coppa alzata dal calcio 2000 termina questa fantastica 2 giorni nella Belmotè Arena, un successo su cui pochi avrebbero scommesso, quello del calcio 2000, che ha avuto merito comunque di crederci fino alla fine.
Stefano Testoni, ovviamente il ringraziamento ad Andrea, a Gianmarco che hanno curato con l'immagine queste dirette, a Matteo che oggi non l'ho visto, sarà a casa là che si frastulla tra i vari highlights. L'appuntamento è la prossima, ma prima però un grandissimo in bocca al lupo ai nostri ragazzi veneti che andranno a difendere i colori dei Leoni di San Marco la prossima settimana in quel dell'Emilia Romagna per il torneo delle regioni 15-17 juniores e femminile. Portateci a casa le coppe perché il Veneto è ricco di campioni. Stefano Testoni ringrazia ovviamente la FGC e l'ND del Veneto, vi dà appuntamento alla prossima, ovviamente saremo sempre qui live dalla Belmonte Arena. Un bacione, adesso tutti a mangiare.